Direttore Tomasi, prosegue la partnership tra il Consorzio e il Premio Campiello, soprattutto con un focus sui giovani. È la quarta edizione, il quarto anno che accogliamo i 5 giovani finalisti sulle nostre colline. Staranno qui 3 giorni con noi, cercheremo di fargli vivere la vera realtà della viticoltura del Conegliano Valdobbiadene, della viticoltura eroica, che ha creato questo paesaggio unico e direi irripetibile. Quindi, visitando questi luoghi, tra l'altro anche animati dalle voci della vendemmia in questi giorni, dovranno cercare di avere delle ispirazioni o crearsi degli argomenti per poter scrivere, ognuno di loro un racconto che sia proprio calato su questa nostra realtà viticola, su questa nostra realtà storica, e poi questi racconti verranno raccolti in un volumetto, come è già stato fatto per le precedenti edizioni, che sarà poi portato il prossimo anno con la prossima edizione del Premio Campiello. Quindi è già sicuro che anche per l'annata 26 il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene sarà partner e sarà presente al Premio Campiello. Grazie.